Buongiorno fratelli e sorelle italiani che mi stanno guardando in ogni angolo del mondo. Per favore, ascoltatemi con molta attenzione, considerandomi come un vostro fratello che ha la volontà di discutere con voi. Io mi chiamo Serin Fallou, sono nato e cresciuto in Senegal, un paese di 17 milioni di abitanti, dove la nostra gente vive in assoluta povertà. Le nostre donne muoiono per mancanza di strutture sanitarie adeguate. I nostri fratelli e sorelle, per dire buongiorno all'Europa, si perdono nei deserti e nel mare. Il motivo di tutte queste cose è molto evidente come la luna al 14° giorno. Ma per dire il motivo di questo video non è trovare chi è il colpevole oppure chi è l'innocente, no. Il motivo di questo video è trovare una soluzione per l'Africa. Si chiama Ousmane Sonko, ma potete anche chiamarlo Thomas Sankara, perché secondo me sono uguali 100% o 1000%. Ho sentito una signora italiana dice che la soluzione non è portare gli africani in Europa, ma la soluzione è salvare l'Africa. Ma la domanda che dobbiamo fare è: chi dovrebbe salvare l'Africa? Gli europei oppure gli africani stessi? Se facciamo un breve viaggio nel passato, ad esempio durante la rivoluzione francese del 1789, non erano gli africani ad andare in Francia per salvarla, ma erano i francesi stessi che hanno affrontato il muro e salvare la loro Francia. Se ritorniamo anche da noi in Italia, oppure nella penisola più bella al mondo, durante il periodo del Risorgimento, non erano gli africani a venire in Italia per salvare l'Italia, no. Erano gli italiani stessi che hanno affrontato questa volta anche il muro per salvare l'Italia. Anche per l'Africa dovrebbe essere la stessa cosa. Un giorno stavo parlando con un'amica italiana e lei mi diceva che volevo andare in Africa, aiutare il popolo, dargli da mangiare, dargli da bere, dargli da vestirsi. Io le ho detto che l'Africa non ha bisogno del mangiare. L'Africa non ha bisogno dei vestiti, ma l'Africa ha bisogno di una sola cosa, e questa cosa è il rispetto. È soltanto questa cosa che l'Africa ha bisogno, non niente altro. È la soluzione attuale che potrebbe salvare l'Africa, oppure che potrebbe tirare l'Africa in quel buco che si trova attualmente. E questa persona, Thomas Sankara. Non ho sbagliato, Thomas Sankara. Ma il suo vero nome è Ousmane Sonko, ma è un Thomas Sankara che è ricomparso in Senegal. Questa persona ha un programma ben definito, un programma che potrebbe aiutare l'Africa. E noi i giovani africani crediamo molto in questa persona e crediamo molto che è la persona giusta per salvare l'Africa, per aiutare gli africani. E perché questo video non è un video molto lungo, è soltanto dire che noi giovani africani siamo pronti ad ogni costo per proteggere questa persona, perché
abbiamo l'abitudine che ogni volta che una persona dice di voler salvare l'Africa oppure di voler aiutare gli africani, succede soltanto queste cose. La prima è mandarlo in carcere, la seconda è provare di farla fuori. Ma in questa volta non succederà con lui, perché adesso abbiamo capito, adesso abbiamo visto, adesso abbiamo sentito e adesso siamo pronti e prontissimo per andare avanti con questo Signore. Grazie mille. Grazie.